Buongiorno a tutti, dagli studi di Veneto Globe Radio Conegliano, Carmen Vorandin vi augura una buona giornata. Oggi per la rubrica Incontro con abbiamo il piacere di ospitare qui la signora Antonella Arnosti. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccomi qua, parliamo. Sì, parliamo. Allora, Antonella è stata una delle prime fashion stylist in Conegliano. Ci racconti quando in che periodo ha aperto i primi negozi? Io ho iniziato la mia carriera prima degli anni 70, qualche anno prima. Tantissimi anni. E come mai ha scelto di fare questo lavoro? Io sono una figlia d'arte, mia mamma era una bravissima modista, la signora Spinazzè di Vittorio Veneto, e la mia infanzia l'ho fatta in negozio e soprattutto dentro sui scatoloni di capelli. Bellissima questa immagine! Sì. È cresciuta a suon di capelli. A suon di capelli. Il mio primo cappello l'ho fatto che avevo 8 anni. Ma che brava! Ho fatto un tamburello di petali, di fiori di mia mamma e l'ha messo in vetrina, venduto 2 giorni dopo, me lo ricorderò finché vivo. Bello, bellissimo. E com'era la moda di quei tempi? La moda in quei tempi era l'inizio intanto della possibilità di vestire moda e quindi raffinata, la cliente era esigente nella qualità. Io personalmente... Nascevano i primi stilisti italiani, sì, vero? nascevano i primi stilisti italiani. Io ero anche un amante del momento hippie, mi piacevano le gonnellone a fiori, mi piacevano le camicie e poi i miei bei tailleur, che lei dovrebbe ricordarsi. Ma mi ricordo molto bene miei clienti. Valentino, mi ricordo. Valentino. Era fantastico all'epoca. Era fantastico, era fantastico. Poi il famoso pensa Dior, che li abbiamo persi tutti. con le sue camicie di seta, il Guarnera che nessuno più ne parla, ma aveva delle sete stupende, e molti altri, perché dobbiamo parlare forse in questo momento anche di Armani. Poi gli anni continuano, è nato Moschino, il nostro famoso Moschino. Sì. Sono nati proprio gli anni 70, è stato il bello appunto perché è nato Armani, Versace, Valentino, come abbiamo detto prima, Crizia, che la ricordiamo, visto che è scomparsa l'altro giorno. Che la ricordiamo proprio. E le sue clienti dell'epoca erano diverse da quelle di oggi? Cioè, si lasciavano più consigliare? Sì, dovevamo informarle, sì, questo è vero, si fidavano di te e quindi tu le consigliavi naturalmente al massimo del possibile, visto magari la figura che avevano. Comunque si lasciavano consigliare, ora sono molto più informate. Sanno quello che vogliono, c'è internet, ci sono tutte le possibilità di conoscere la moda agli inizi. E quindi in quegli anni, ne abbiamo parlato prima, c'erano i nostri famosi stilisti italiani che erano in auge al massimo, oltre ovviamente a quelli francesi che non dimentichiamo. Sì, io avevo Saint Laurent per esempio, che era francese, avevo Cacharel, le famose camicie a fiori Dior, mi ricordo. Dior, le famose i chemisier di seta di Dior, che tuttora ho nel mio archivio personale. Ma che bello! Potremmo fare una mostra però? Sì. Ne ho anch'io conservate degli anni 70. Potrei fare una mostra. Potremmo pensarci. E poi gli anni di inizio miei, dobbiamo ricordare le mie belle spose. Io seguivo le più belle spose del Veneto, delle 3 Venezie. Spose stupende, mi sono data proprio il massimo per la sposa. Ciò che si vedeva era la sua passione, io mi ricordo. Io ero innamorata delle mie spose. Sì, era la sua passione. Tantissime, anzi se qualcuna si ricorda di me che mi porta
qualche fotocopia del vestito, Certo, vorrei certo. fare un archivio che non ho. Mi ricordo i suoi vestiti erano tutti originali, lei li personalizzava in Tutti base alla persona. personalizzati, sì, E sì, erano questo tutti era ritoccati, il tutti, clou e poi della... le conciature, i veli tagliati a ognuno alla sua maniera. No, bei ricordi delle mie spose, Sì. tanti bei ricordi. E quindi gli anni migliori della moda, diciamo, sono negli anni Beh, 70. 70 sicuramente tutti lo sanno che sono stati gli anni d'oro, però ogni anno per me ha avuto qualcosa di interessante. Ogni annata ha avuto uno Certo. stilista che emergeva e quindi cose interessanti. Sono stati tutti belli anni, dai. Forse il discorso degli anni 70 è un discorso Di affettivo nei confronti sì, dei nostri stilisti sì, italiani. le Ecco. nascite, sì, 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 certo. Dobbiamo dire che comunque appunto i nostri grandi che abbiamo citato prima, Crizia, Valentino, Armani, Versace, Sì, bene, quindi sì, sono sì. stati dei tempi sicuramente... Tuttora sono bravissimi. Sì, ma appunto abbiamo detto prima che non sono più italiani alcuni, vedi Crizia, è già scomparso, ma anche Missoni, altro. Sì, Quindi sì. adesso magari non riusciamo a ricordarli tutti perché forse teniamo età anche io e lei, visto che ci ricordiamo le cose e quindi dimentichiamo. Allora, parliamo di adesso, basta parlare dei tempi, parliamo di adesso. E dove ha lei i negozi adesso, Antonella? Io Conegliano, che sono i due punti vendita, il mio storico Antonella, in viale della, no, No, Corso in Corte delle Vittorio Emanuele. Emanuele, e più ho aperto in Corte delle Rose un negozio più giovane, più a buon prezzo, ecco, che adesso viene gestito per fortuna da mia figlia Roberta, che ce la metterà tutta per far Come la mamma. come la mamma. E poi anche Vittorio, mi E pare. Vittorio Veneto. Sì, anche Ho un Vittorio. personale meraviglioso, Benissimo. che proprio sono delle brave ragazze che si dedicano alle clienti con conoscenza e anche con simpatia. Confermo, devo dire Sì, che è sempre un sì, piacere entrare nei negozi di Antonella, sì, sono d'accordo. perché ha una serie di ragazze, Sì. alcune neanche non più ragazze, ma un po' più adulte, però sono delle persone disponibili, preparate e è sempre un piacere entrare in uno dei suoi negozi. Ma appunto lei nei suoi negozi ha brand importanti. Com'è che fate a scegliere i vestiti, a proporci poi tutte quelle belle cose che ci proponete? Come fate? Beh, noi abbiamo le sfilate di Milano, possiamo avere le sfilate di Parigi, di Londra e quant'altro, ma comunque gli showroom, tante uscite, tanti giri, tanta ricerca. Quindi voi E noi scegliamo per le nostre clienti, quello che è più adatto al nostro... Quindi diciamo che nel periodo delle passerelle vi fate le passerelle, poi andate nei showroom dei più importanti brand praticamente. E valutiamo sì, le valutate le collezioni. collezioni. Sì, sì, Devo per le dire nostre che clienti. è veramente, si vede che lo fate con passione Sì. e per le vostre clienti non Sì. andate così a scegliere capi, tanto per dire perché è un discorso No, di no, moda. assolutamente. Ecco, benissimo. Abbiamo di grossi mal di testa la sera. Però dai, è piacevole, a noi donne piace Sì, tanto. bellissimi mal di testa perché ci impegniamo con un grande trasporto, ci impegniamo tantissimo, mi creda. Questa è No, pura ma i verità. risultati si vedono, i risultati si vedono. Grazie. Ci racconti delle sue clienti attuali, a diversità degli anni 70 come abbiamo parlato prima, oggi sono più preparate, sono più, si lasciano consigliare meno? Beh, da noi per fortuna si lasciano anche consigliare perché ci conoscono, si fidano, hanno un buon rapporto, giusto, mi ricollego con il personale e allora si lasciano anche consigliare, ma sanno quello che vogliono. Ho riscontrato anche un ottimo rapporto qualità-prezzo, devo dire, nei negozi Sì, Antonella. sì, quello deve essere. I suoi capi non sono mai esageratamente costosi, da diventare immorali.
Assolutamente. abbiamo Assolutamente. un ottimo rapporto qualità-prezzo. Oltre a Antonella, quando andiamo o veniamo, non so che verbo usare nei suoi negozi, abbiamo anche un'altra persona che ha imparato, credo, molto bene da lei, che è Daniela. Ah, sì. Anch'io mi Daniela, lascio sempre mitica. consigliare da Daniela e La so che mitica Daniela. è sempre Comunque, in giro da non- da anche le Milano ha- a Parigi, sì. sempre per tenersi aggiornata e per vedere i brand anche più nuovi, più attuali, che producono magari cose classiche, però fatte bene. Sì, sì, sì. Da non dimenticare tutte le altre. Da Che non sono dimenticare sicuramente tutte le tutte altre, le però altre. ovviamente c'è sempre bisogno di una persona di Sì, riferimento. certamente. Quando non c'è Antonella, diciamo sì, che il punto di certamente, sì, riferimento è Daniela. Sicuramente c'è Marina, non mi ricordo gli altri nomi, però Michela, Annalisa, devo dire che eccetera, eccetera. eccetera, eccetera. Ma sono tutte disponibilissime, Sì, gentilissime, è sempre un sì, piacere sì. entrare E Roberta, nei suoi mia figlia, che è se- adesso sta prendendo mano della situazione. Situazione. Bravina, dai, sta Beh, imparando. Le volevo chiedere qual è il punto di forza di Antonella, però tutto sommato ne abbiamo già parlato, credo che il punto di forza di Antonella è proprio quello che abbiamo parlato La ora. fedeltà delle mie clienti, punto. Sì, è il punto di forza di Antonella, oltre al discorso della cortesia e preparazione. Sì, però so cosa vuol dire fedeltà del cliente, il cliente che ti stima, che ti viene a trovare, che sì, insomma, la fedeltà è... Beh, sicuramente sì. sì. Se parliamo di tendenza attuale, Antonella, ci sono dei colori particolari che ci può consigliare? Quali sono gli outfit che lei ha visto in passerella? Cosa ci Beh, consiglia? ci sono tantissimi colori, per esempio il colore del vino, o quel verde, di toni diversi del grigio, assolutamente in nero, ma parlare con me nero, nero. Nero. Total black. Però mi diceva che ci sono anche dei colori interessanti, Sì, di colori nuovi sì, che sì, possono essere il sì. verde, come l'ha definito lei, il rosso. Il vino, sì, colore rosso vino, Bordeaux, dai, diciamo Bordeaux, così. sì. Il vecchio Bordeaux che Il non si vecchio. usa più. Ma adesso nelle mischie nuove è molto interessante. Qualche pastello, raro, ma Anche perché per indossare il pastello Sì. bisogna essere molto easy, Sì. molto ok. sì, E quindi bisogna saperlo, sì. per chi ha qualche rotolino, meglio il nero. Meglio il sfila, nero. che sfila. Assolutamente. Siamo vicini alle feste di Natale e Capodanno. Dai, ci aiuti ad essere trendy. Allora, perché Cosa indossiamo? perché non mettiamo un abito tutto glitterato con un tacco? Benissimo. Bene? Un Per tubino di pelle? un tubino di pelle. No? Accidenti. Stiamo esagerando? Bisogna un tubino di pelle, bisogna essere proprio manichè, Ah, come ma le dicevano. donne oggi ci tengono alla Ci loro tengono. figura, sì, Sì. sono belle. Sì, ma per esempio ti dico, tacco alto va bene, un vestito glitterato, la calza pesante, nudo, Beh, nudo, se la gamba è bella, se no il nero copre tanto e va sempre e bene. va sempre bene Sì, il sì. nero. E come gioielli cosa mettiamo? Orecchini, spille? Mi sembra che sono tornate le spille un Sì, po'. io non sono amante dei gioielli, quindi io metterei poche cose. Poche cose, sì, Sì, come condivido. gioielli. Mi scusi, ma... No, condivido, però vedo che le ragazze più giovani tendono a mettersi tante cose addosso, va pesanti. bene l'orecchino, dai, sì. Per Natale, diciamo tra amici, in famiglia, così, non so, un maglioncino Beh, io bianco. qualcosa di rosso ho in negozio Sì. per Natale.
La cena tra familiari, cosa ci si mette per essere così? Ma adesso Il va tanto maglioncino anche la che si maglieria, senza- sì, certo, che ha magari un piccolo ricordo dell'elegante. Mm. Quindi magari il maglioncino rosso, un paio di Sì, jeans oppure il maglioncino bianco, così. Mentre sì. per Capodanno abbiamo detto osiamo Facciamo a tutto furore, andare, facciamo furore. furore, tutto luccichio. Di cosa possiamo parlare ancora? Abbiamo approfittato della sua grande competenza per Mi chiedere avete carpito. per chiedere cosa mettiamo. E quindi a questo punto, Antonella, ci salutiamo. Sì, ci Io salutiamo, spero di abbiamo fatto una averla ancora. chiacchierata. Sì, è stata piacevole, È speriamo di stata averla dura ancora venire, qui ma con sono noi. felice Sì, di averlo fatto, sì, grazie. benissimo, benissimo. E ultimo consiglio così al volo, per essere proprio trendy, cosa facciamo? Ho un grande sorriso, Un sei a grande- posto? Bravissima. Sei a posto. Antonella, è stato veramente un piacere e siamo stati veramente felici Grazie. di avere la sua consulenza. Grazie. Saluto tutti Sì, anch'io. da Veneto Buon Natale, Globo. buon Natale Buona a giornata tutti ancora. e buona giornata.